E buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve a tutti, un attimino solo che mi avvio anche la chat così vediamo anche chi scrive. Ok, benvenuti a tutti, sono le ore 12 e 14 minuti di questo 28 aprile 2025. Un attimo che devo scrivere il login. Questo ogni tanto scade questo programma, quindi bisogna rifare tutto il login. Vabbè, ci vuole un secondo. Adesso ho messo nome utente e password. Hurray! Eccoci qua. Michele, buongiorno! Si è appena avviato il programma di chat e già Michele è connesso. Salve, benvenuto Michele. Allora, abbiamo già detto che ore sono, abbiamo già detto che oggi è lunedì 28 aprile 2025. Cosa dobbiamo fare oggi? Allora, non è un teardown, infatti nella descrizione non ho assolutamente scritto teardown, ok? Perché non è un teardown. Un saluto anche a Luke74 Channel, salve, benvenuto Luca, benvenuto. Seguiamo sempre il canale di Luke74 Channel, non solo su YouTube, lui c'ha anche un bellissimo canale Telegram, quindi trovate il link ovviamente in descrizione di tutti i suoi video, quindi andate con l'occasione, mettete un like ad uno dei suoi video, andate a vedere la descrizione del video, lì ci sono tutti i vari link, un po' come faccio anch'io in descrizione. Adesso non l'ho messa perché è stata una cosa abbastanza veloce questa di fare questa live, è un'idea che non avevo, la volevo, cioè era mia intenzione fare una live, non sapevo su che farla, è venuta l'occasione di farla su una cosa un po' particolare. Allora, questo che vedete qui è, c'è il bollino giallo che ricorda il mio vecchio negozio di computer, Morena Computer. Questo è il bollino originale di Morena Computer. Questo computer l'ho assemblato io nel 2012. Allora, è un computer tra virgolette gemello di quello che sto usando per fare la live, perché dovrebbe essere lo stesso identico processore, una scheda madre più o meno simile, ma sempre parliamo di quarta generazione, parliamo del 2012, ok? Quindi è un PC abbastanza vecchio. Ora, un amico che guarda caso si chiama Luca, anche lui, mi ha dato da testare, se mi va bene poi me la dà, questa scheda video che adesso vi vado a far vedere, che sicuramente è migliore di quella che ho attualmente nel PC con cui sto facendo attualmente la live, con cui normalmente monto tutti i video che vedete, e voglio vedere se c'è un netto miglioramento. Allora, guardate lui come tiene le schede, è maniacale, si può dire near mint. Guardate, questa è una Asus GeForce GTX 750 Ti, funzionante perfettamente, dust proof fan, ha 2 GB di RAM, quindi molta di più di quella che ho io. Ovviamente supporta i vecchissimi DirectX 11, perché anche lei è molto vecchia, tra l'altro è PCI Express 3.0. Qui ci sono tutte le altre caratteristiche di questa scheda, vedete? Oh, la scatola è intonsa, guardate, e adesso la andiamo a sballare insieme, unboxing della scatola, guardate, la andiamo ad aprire insieme, ok? Tra l'altro ha una cosa che a me è essenziale, questa scheda, cioè non c'ha solamente l'HDMI, perché io tutti i monitor del PC che ho hanno o il DVI o il VGA. E allora andiamo a vedere, andiamo ad aprire questa scatola, vedete? C'è ancora ovviamente questa, diciamo, velina di polistirolo compresso. Questa è una velina di polistirolo compresso. C'è anche il manuale dell'Asus e poi c'è la scheda che la andiamo a vedere senza toccare la massa. Ok, andiamo a vedere la scheda.
Allora, vedete c'ha una sola fan, quindi è monoventola, tutta bella pulita, ma andiamo a vedere le porte. Allora, questa ha una porta HDMI, eccola qua, due porte DVI, quindi possiamo fare il dual channel, nel senso che ci possiamo attaccare due monitor a questa scheda video, e poi c'è il VGA. Noi adesso sfrutteremo il VGA, ok? E andremo a fare il test non sul PC con cui io lavoro e che a me dà un po' fastidio andarci a mettere le mani dentro, smontarlo. Questo non l'ho più toccato almeno da 7 anni. Io 7 anni fa si bruciò la scheda video a questo PC, ne presi una al volo su eBay di seconda mano, la più economica che c'era, e presi, non mi ricordo che scheda video c'è qua dentro, un coccio, mai visto, e ce l'ho messa dentro, ci ho attaccato un ventolone più grande di questo vicino, e da quel momento questo PC non mi ha più dato problemi. Allora, siccome questo è un gemello, poi dovrò fare tutti i benchmark, quindi mi sono preso sia oggi pomeriggio che domani mattina per fare un po' di benchmark, per vedere se effettivamente questa scheda video può andare bene per i lavori che faccio io, che sono tutti in 2D. Io non lavoro niente in 3D, magari questa è migliore per il 3D, allora a me non può essere utile, però io sono straarci sicuro che anche per esempio per OBS, per fare la live, come vedete adesso, magari io adesso sto a qualità quasi minima, ok? Sto a 1080p, però sto a qualità minima, cioè i fotogrammi vengono, diciamo, compressi in modo molto veloce, molto approssimativo. Io tramite OBS posso impostare la qualità del video mantenendo fissa la risoluzione di 1080p, quindi il Full HD. Io posso dire al programma di usare una compressione che sia veloce, velocissima. Ovviamente più veloce la compressione, minore è la qualità, ok? Quindi io, per andare a migliorare la qualità del video, devo per forza cambiare la scheda video e quindi aumentare quella compressione che possa andare poi a lavorare in base alla scheda video. Allora, banda ciance, io utilizzo ancora Windows 7, come chi mi segue lo sa, utilizzo ancora il vecchio sistema operativo. Salve Andrea, benvenuto! Andrea ha salutato anche Luca Cusani, Luke74 Channel. Quindi io intanto saluto l'amico mio Luca, che non è Luca Cusani, che mi ha dato questa scheda. Molto molto bella, anche se un po' datata, però sempre un'ottima scheda. Poi vedete, tenuta in maniera maniacale, guardate qui dentro, tutta pulita. Ve la faccio vedere con questa camera qui, che è la migliore webcam che ho, sempre donata da un amico del canale. Vedete, tutta pulita, tutta perfetta questa scheda video. Vedete, ci sono anche ancora i tappi sulle DVI e il tappo addirittura sullo slot PCI Express 3.0. Allora, la prima cosa che volevo fare però era provare se questo PC funziona. Quindi io ho attaccato già tastiera, mouse e monitor. Adesso andiamo ad attaccare il monitor alla corrente e vediamo se si illumina qualcosa. Sì, il monitor si è illuminato e è comparsa la schermata LG. Allora, particolarità di questo PC. Quando avevo il negozio di computer, noi fornivamo anche un servizio di riversamento di mini DV, videocassette, VHSC, insomma tutti quei formati in digitale, ok? E niente, praticamente, quindi qui ci sono messi ben 4 hard disk in RAID 5, ok? Tra l'altro già vedo che se non attacco la spina mi sa che il PC non si accende. Spina attaccata, c'è un alimentatore potenziato, un bellissimo alimentatore, e andiamo ad accendere. Allora, la lucetta si è accesa, si è acceso anche, diciamo, il ledino intorno alla pulsante che riguarda appunto ecco, e qui compare, ecco, P7 P55 LX, la scheda madre. Allora, mi sarebbe piaciuto vedere pure, questa è la via, vedete, questa dovrebbe essere, no, questa è la IDE, PCI to IDE, perché mi sa che ci avevo messo qualcosa anche di
vecchia concezione, quindi IDE. Questo è lo SCSI, cioè no lo SCSI, il serial ATA, perché ci sono 4 dischi, ecco, ripresa di Windows, addirittura l'avevo messo in ibernazione 2-3 anni fa, l'ultima volta che l'ho acceso su PC, quindi ripresa dell'esecuzione di Windows, quindi non è partito Windows da zero, ma ha fatto, diciamo, si è ripreso dall'ibernazione. Qui sta ancora caricando, vediamo dal ledino acceso. Speriamo che nel frattempo nessun hard disk sia rovinato, perché sennò diciamo, il RAID va nello stato degradato. Significa che quando uno degli hard disk si rompe, gli altri dischi lavorano in modalità degradata, quindi con un disco di meno, e la sicurezza se ne va a pallino, perché se si rompe un altro solo disco perdi tutti i dati. Quindi il RAID 5 è caratterizzato dalla funzionalità di poter mantenere i dati fin tanto che si rompe un solo hard disk. Quindi voi avete, diciamo, la quantità di n hard disk meno 1 di spazio, ok? Perché quel disco, che non è uno preciso dei tanti, no, i dati di ogni singolo disco vengono sparpagliati per tutti gli altri. È una tecnologia che si sono inventati negli anni 80-70, mi sembra, perché il RAID 5 è molto molto vecchio come concezione, come idea, ok? E niente, quindi con questo RAID 5 si può rompere fino a un massimo di un hard disk e tutto il sistema continua a funzionare in modalità degradata, quindi anche più lento, ok? Calcolate che la parità viene gestita tutta, se voi avete una scheda madre o una scheda aggiuntiva che supporta il RAID, e quindi non dovete fare, io ho fatto anche i RAID 5 con Windows 7, quindi software, però si rallentano parecchio le prestazioni, proprio perché la parità viene calcolata direttamente, diciamo, normalmente dalle schede hardware, se no va tutto a discapito della CPU che voi avete installato nel computer. Allora, qui la password me la dovrei ricordare, è questa. Vediamo un po' che non mi ha visto la tastiera. Cominciamo bene, se non mi ha visto la tastiera. Allora, poi il mouse mi sa che è molto piccolo, va bene. Tanto questo c'ha tastiera e mouse USB. L'ho messo un po' più giù. Vediamo un po'. Ecco, il mouse me l'ha visto, solo che non lo vedo io. So ciecato, ragazzi, so ciecato. Allora, il mouse ci sta, eccolo qua. Ok. La tastiera l'ha vista, vediamo. Ok, Windows. Ok, e funziona. Tra l'altro mi sa che io qui non c'ho neanche la wifi. C'ha la miseria. E dovrò inventarmi qualcosa con la pennetta per andare a installare i driver di quella scheda. Allora, andiamo a vedere qui che scheda video c'è attualmente, e così me lo scrivo pure. Allora, andiamo su vedete, è un po' lento perché sta ancora caricando il RAID e l'Intel Speed Step Technology, che è quella utility della Intel che gestisce gli hard disk, soprattutto quando sono anche in RAID. Allora, andiamo su Manage, gestione, eccolo qui. È un po' complicato, volevo mettervi in condizione di farvi vedere qualcosa pure a voi, ma lì è troppo chiaro, quindi video, vediamo un po' se riesco a mettervi in condizione di vedere un po' di più. Ecco, no, ecco, così già si vede un po' di più. Ok, aumentiamo la nitidezza. Ok, non si vede proprio benissimo perché la webcam è quello che è, però almeno qualcosa si vede. Vedere qualcosa che io clicco, insomma, è un po' meglio, perché sennò con quel sistema lì non si vedeva assolutamente niente. Allora, vado a vedere su gestione dispositivi la scheda video, così me la scrivo anche, che razza di scheda video è. Allora, mi serve un pezzo di carta da battaglia su cui scrivere, eccolo qua. Allora,
schede video, unità disco, schede video. Allora c'è una Nvidia GeForce 210, Nvidia GeForce 210, Nvidia GeForce 210, e mi sembra che qua Specci c'era installato, vediamo un po', scriviamo un po' Specci, se non è installato proviamo a installarlo dalla pennetta, Specci c'è, eccolo qua, lanciamo Specci. Specci è un programma gratuito che vi fa sia un po' da benchmark e sia vi dà informazioni riguardo al vostro hardware. Ok, ovviamente richiede privilegi di amministratore per essere eseguito sulla vostra scheda. Attenzione, voglio vedere se sì, mi state sentendo, sì. Ok, richiede privilegi di amministratore e poi vi va ad analizzare tutto il vostro sistema. Allora, vediamo se lo posso mettere, però qui tanto la risoluzione è enorme. Ecco, pure se lo metto così, poi là non riuscite a leggere niente. Comunque io riesco a leggere un po' meglio. Allora, questo PC è un Intel Core i7. Mazza oh! i7 a 2 GHz, quindi questo è un i7. Mi ero sbagliato, allora. CPU i7. Andiamo un po' a vedere la CPU di che generazione è. Socket. Come Intel Core i7, specification CPU i5 760. Boh, allora, io mi ricordavo che era un i5, questo è un i5, quindi lui lo vede come i7 Specci, sbagliato, però vedete specification è un i5 760, quindi i5 760, i5 760 a 2,8 GHz, 2,8 GHz, 16 GB di RAM, questi sono basilari, e andiamo a vedere la scheda video, graphics. Allora, la video è una Nvidia GeForce 210, Nvidia GeForce 210, quanta RAM c'ha sta scheda video? Monitor, device, GPU, revision. Quanta RAM c'ha? 1 giga di RAM, memory 1, 1024 mega, quindi 1 giga di RAM. Ok, quindi è un Nvidia GeForce 210 con 1 giga di RAM. Spegniamo tutto, tanto ci mette un secondo questo, arresta il sistema. Ok, spegniamo tutto. Si sta spegnendo il tutto. Poi questo c'ha le viti a svitramento facilitato. Tra l'altro qui sopra c'è una ventola che non gira, sicuramente si sarà staccato un filo, così rimetto a posto pure quel filo, perché questo c'ha 2 ventole laterali, 2 ventole sopra, c'ha tante ventole sto PC. Era un bel PC, anzi no, una ventola laterale e 2 ventole sopra, perché un altro c'ha il convogliatore, forte, c'ha il convogliatore della ventola della CPU. Adesso ve lo faccio vedere lo sportello, tanto lo devo smontare. Ok, aspettiamo che si spegne. Arresto del sistema in corso, Windows 7 Professional. Ok, una volta questi case erano molto buoni, vedete davanti qui c'è pure l'unità masterizzatore Blu-ray. Questa è un'unità Blu-ray, masterizzatore Blu-ray. Addirittura con questo io posso masterizzare, cioè scrivere sui supporti vuoti Blu-ray fino a 9 GB, mi sembra. Ok? Quindi diciamo, no, mi sembra pure di più, pure il Blu-ray dual layer, pure il Blu-ray dual layer mi pare che potevo scrivere con questa unità. Era l'ultima uscita. Si è spento, spegniamo il pulsante e stacchiamo. Ok, allora andiamo a vedere. Intanto stacchiamo questa ventola dal Molex.
eccoci qua, vedete? Qua ci sta il convogliatore, vedete, questo è il convogliatore dalla ventola della CPU e questa è una ventola grossa da case. Tra l'altro c'è il Molex per prendere la corrente, va a prendere i 12 volts dal Molex. Ok, qui dentro è pieno di hard disk messi per orizzontale con tutte le slitte, non ne tocco nessuno. C'ha 1, 2, 3, 4, 5 hard disk e il masterizzatore. Allora qui c'è un problema però, che dovrei togliere. Allora, una cosa la devo fare, un attimo solo, devo trovare un attimo il mio cellulare che non lo vedo perché quello laggiù non è quello mio, ma eccolo, trovato il mio cellulare. Allora faccio una foto che la mando pure all'amico mio. Allora un attimo solo, tempo di fare una foto, ci vuole un secondo e poi devo inventarmi un sistema. Vedete qui la ventola è trasparente, sì, beh sì, qui si è staccata sta ventola, ecco perché non gira. Sì, ho capito. Qui c'è pure un neon, però non ci stanno più. Dove prendeva l'alimentazione sto neon? Perché ci sono due neon qua, che però non l'ho visti accesi. Qui c'è lo starter dei neon. Boh. Eccolo là, l'interruttore dei neon c'è. Allora andiamo qui, andiamo qua. Allora facciamo così, gli sto mandando qualche foto del PC. Ok, allora mi conviene spostare, facile non è, pare semplice, però vediamo un po' qua. Allora questa perché a me non mi va di incasinarlo sto PC, e questa occupa due slot. Lo sapevo io che c'era l'inghippo. Questa è una 610, fa schifo, tra l'altro pure senza ventole, senza niente. Guardate un po', vi faccio vedere questa Nvidia 610, ve la faccio tranquillamente vedere. Allora guardate, questa è una scheda anche questa da battaglia, senza ventola, vedete? C'è anche questa porta HDMI, DVI e VGA, quindi questa ha tre uscite a vostra scelta, senza ventole e senza alimentazione, come quella del mio amico. Però a parte che dovrei spostare più giù questa USB perché c'è una USB 3 aggiuntiva, ma quello non è un problema. Sì, è un problema, perché questa è mini PCI Express e quindi non so se la posso mettere qua su questo PC, questa scheda. Vedete, quando voi rimediate poi le schede, qui ci va, però poi sta troppo attaccata a quella. Fatemi pensare come posso sistemare, risolvere il problema, perché questo è mini PCI Express e io ho solo quello. Ce n'ho due di slot mini PCI Express, però non ho capito questo per una scheda video mini PCI Express. È un disastro. Questa allora non la posso muovere, quella gliela dovrei mettere completamente addosso. È un casino, non è facile, non è per niente facile. Dovrei eliminare innanzitutto questo ferretto dal case, che è quello originale del case, che poi non si può più riattaccare. Questo una volta tolto non si attacca più, non si rimette più, si mette uno di questi chiusi, ma questo è forato e diciamo mi dispiacerebbe
levarlo. E niente, non posso fare la prova, perché se non posso togliere quello. Però una cosa voglio vedere però, se riesco a riabilitare sia la ventola sopra. Allora, vediamo un po', questa è la ventola sopra che va a finire qui. Ok, è pieno di... ok, ok, ecco, adesso la ventola dovrebbe rifunzionare. Lo riavvio con la sua vecchia scheda, va, facciamo una prova e voglio vedere anche se funzionano ancora i neon. Allora, ci ho rimesso la sua vecchia scheda, attacchiamo, tra l'altro tutto screwless, tutto senza viti ragazzi, tutto senza viti, screwless. Allora, riaccendiamo, niente. Vediamo se si accendono i neon. Sì, i neon si sono accesi, tutti e due, figo. Però non mi gira quella ventola sopra, perché? Allora. Si è rotta sta ventola. Vabbè, girano tutte. Non è che per una ventola di meno, tanto questa stava pure messa male. Mi sembra strano, mi sembra più un falso contatto qua. Devo ricontrollare questa ventola. Comunque questa gira, quella di sì più gira, questa dietro gira e niente, sta ripartendo Windows. Vi faccio vedere pure i neon, se ci riesco, perché questo pesa, col fatto che ci stanno tutti questi hard disk, questo pesa una tonnellata sto case. Se ci riesco volentieri ve lo metto di 3/4. Vedete? Qui c'è un neon tutto bello illuminato, vi faccio vedere con la mano, e qui sotto ce n'è un altro, la ventola, qui sotto ce n'è un altro, quindi ci sono due neon che illuminano di verde, sono verdi, due neon verdi. Non so se si riesce a vedere, questa è una barra neon qua. Proviamo a spegnere così vi faccio vedere, vedete? Tac, tac. No, sono belli i neon, me l'ero fatto molto bello questo PC. Certo, una 610 con 1 giga rispetto a una che era questa 2 giga di RAM, 750 Ti, questa sarebbe stata una bella. Però siccome la posizione finale di questa scheda video non sarà mai questo PC, ma dovrà essere quello con cui io faccio le live, cioè quello che sta lì, è un disastro. Quindi niente, e io boh, sì, purtroppo non lo posso provare qui. Tra l'altro questa scheda video e questa scheda madre P7 P65LX c'ha anche lo SPDIF ottico per l'uscita audio, quindi c'ha, oltre a tutte le uscite, i 6 spinotti per mettere il 5.1 audio e l'ingresso AUX per andare a registrare, che ne so, da una piastra, non vi dico una stupidaggine, no, nel senso che è vero, si può attaccare una piastra o un'altra sorgente AUX all'ingresso di questa scheda video incorporata su scheda madre, però c'ha l'uscita, oltre che analogica con i cavetti da pin jack a jackino stereo per il 5.1, quindi 6 altoparlanti 5.1, ricordiamoci che è una dicitura per indicare che sono 5 altoparlanti, quindi destro e sinistro frontale, destro e sinistro posteriore e centrale frontale, più il subwoofer che è un altro, diciamo, al subwoofer gli arrivano solo le basse frequenze, quindi è un 6 altoparlanti, cioè 5.1 significa 6 altoparlanti controllati indipendentemente uno dall'altro, quindi canale destro, canale sinistro, frontale, canale destro, canale sinistro, posteriore, centrale frontale e subwoofer,
tutti comandati indipendentemente. Tutto questo ambaradan di cavi si può eliminare attaccando una fibra ottica SPDIF, si chiama SPDIF, SPDIF al, diciamo, PC e poi al decoder SPDIF, dove vanno attaccate poi tutte le casse con i relativi cavetti, quelli rossi e neri per intenderci, insomma. Oppure se uno ha le casse wireless, al giorno d'oggi esistono tante casse wireless sia di tipo Bluetooth che di tipo wireless, nel senso proprio senza fili ad onde radio, che adesso sono molto più sicure perché trasmettono in digitale queste onde radio e quindi le casse riescono a catturarle con il massimo della qualità, diciamo, anche, diciamo, a distanze abbastanza importanti per una stanza, diciamo, non è che ve potete mettere al piano di sopra, no, però all'interno della stessa stanza ci sono per esempio casse posteriori wifi, ok? Quindi, allora, e io qua questo PC mi sa che lo salutiamo così, più di questo non posso fare. Dovrò invece dedicarmi a fare diverse prove con il mio PC, questo qua, che a me, io lo metto sempre in sospensione, il mio PC principale, perché ci mette un sacco di tempo in fase di avvio del sistema operativo di Windows 7. Se lo metto in sospensione, appena premo il power già è disponibile, perché ha 16 GB di RAM, quindi va a caricare, diciamo, il file con tutte le informazioni che io avevo, tutte le applicazioni aperte direttamente dalla RAM, quindi nel momento in cui premo power, in un paio di secondi, tra i 2 e i 5 secondi, è disponibile e io posso andare già a lavorare. Se invece lo spengo e lo riaccendo senza metterlo in sospensione, mi ci mette anche 20 minuti, devo dire la verità. Quindi diciamo che siccome per mettere una nuova scheda video questo va spento, va levata la scheda video vecchia, va messa quella nuova, vanno installati i driver nuovi, va un'altra volta riavviato completamente, in modo che, cioè, ci vuole un sacco di tempo che io devo trovare attualmente. Poi io più tardi devo andare a prendere mia figlia a scuola, quindi devo vedere se ci riesco a incastrare il tempo. Comunque qua vi volevo far vedere, cioè, è illuminato, qui ci sono gli hard disk messi, diciamo, per obliquo, diciamo così. Allora, io non vorrei muovere il monitor, ecco, l'ho mosso e quindi si è mosso pure lì l'inquadratura, no, andiamolo più in là, ok. Allora, qui già si vede, allora, qui ci sono 1, 2, 3, 4 hard disk qui, vediamo se vi riesco a fare luce anche col cellulare così. Allora, vedete? 1, 2, 3 e 4, e poi c'è un hard disk di qua messo per così nello stesso verso del masterizzatore Blu-ray, ok. Poi qua ci sono i 16 GB di RAM, quindi 4, 8, 12, 16, sono 4 banchi da 4 GB. Poi qui c'è la CPU con la ventola che gira, questa è la ventola posteriore, 2 ventole superiori del case, di cui questa qui non funziona, questa sì, e poi c'è l'alimentatore, l'LC Power è messo sotto, ok, che normalmente l'alimentatore viene messo sopra nei case normali. Ovviamente qui è tutto completamente serialata, con tutto che io lì ce l'ho un altro attacco IDE, ma non c'è niente di IDE in questo, diciamo, in questo PC, ok. Lì c'è la batteria tampone, 3 slot liberi PCI e PCI Express e basta. Questa è una Turbo V Express Gate Turbo Key, ok. No, è un'ottima scheda madre che sta in condizioni perfette, solo che questo fatto che non ci posso mettere quella scheda video neanche per fare delle prove mi dispiace un po', che ve devo dire. Però sta molto bene questo PC, ripeto, 4 hard disk da 2 tera e uno da 1 tera, quindi sono 5 dischi, tra l'altro funzionano ancora tutti molto bene, perché non mi ha dato errore di sistema degradato, ok. Quindi anzi sono molto soddisfatto di questa cosa. E niente, a questo punto io questa live la chiuderei qua, ok. Funziona tutto su sto case. Tra l'altro ci sono anche qua i buchi per far passare eventuali cavi da dentro a fuori,
Bellissimo questo case, non lo cambierei mai. Questo è un case che rimarrà così. Mi sa che rimarrà pure con questo PC dentro, così come sta, funziona, e per fare quello che devo fare va più che bene. E quindi niente, il 5 questo rimarrà così, il 5 di quarta generazione pure questo, vabbè. E lì c'è il monitor, come avete visto, vedete che adesso si vedono anche le iconcine. Spegniamo la luce del cellulare e niente. Allora, niente di fatto, volevo tanto, vabbè, vi ho fatto vedere però un PC come erano quelli che ho assemblato io e che assemblavo io, con tutti questi neon. Parliamo del 2012, prima che tutti col modding, con questo è a neon monocolore verde, non è a LED RGB che gli cambi colore a questo. Questo è un tubo neon, è anche quello messo per così, perché erano due tubi neon. C'ha la miseria, mi sono fatto male. No, però diciamo che le ventole girano talmente piano che non te fanno proprio niente. Magari se lo becchi non te fanno proprio zero proprio. E niente, stavo dicendo che questo venivano venduti a coppie. C'è uno starter lì dietro che sta attaccato all'altro sportello, che poi è attaccato a un Molex, e c'è qui dietro, gli davano anche l'interruttore per poter spegnere e riaccendere i neon. Ok? Che passavamo ore a trafficare con i nostri primi computer assemblati, cercando di far funzionare tutto con prove su prove. Allora Michele, io poi quando tirerò fuori, ve l'ho detto che lo farò, già sono stato nel box, non vi ho fatto nessuna foto, non ho fatto niente, perché lì c'è tanto materiale, ci sono Amiga 3000, ci sono Amiga 4000, ci sono Pentium 200 MMX anni 90, proprio dello stesso periodo di quei Amiga 4000, ci sono i PC che erano i successori dei 486, quindi i vari Pentium 1, i 166, i 200 MMX, 233 MMX, sta tutto lì dentro. C'ho un sacco di workstation, HP workstation, XU, XM, sono delle workstation HP che poi io vi vorrò far vedere, come sono fatte, che differenza c'era tra un PC e una workstation, che c'è differenza. PC, server, workstation sono ingegnerizzate, come ho già detto, in maniera completamente diversa. Ok? Però vedo che si sta facendo tardi, io devo fare queste prove con questa scheda video, perché se non va bene per i miei scopi devo assolutamente ridarla al mio amico entro domani, perché poi ho delle scadenze da rispettare. Quindi entro stamattina devo almeno fare delle prove con questo PC così com'è, e poi smontare e mettere questa scheda video nuova dentro questo PC con cui sto facendo la live. Proprio per questo motivo mi trovo costretto a salutarvi così molto velocemente e a darvi appuntamento alla prossima live, in cui magari parleremo e vi dirò se la scheda video è andata bene. Io adesso faccio dei benchmark e faccio degli screenshot in modo da farvi capire le differenze tra una e l'altra nei tempi di compressione dei video. Vado a vedere se anche OBS si comporta in modo diverso con una scheda video con 2 GB di RAM e con una GPU molto più veloce rispetto a quella che è attualmente installata dentro al PC, e quindi vedremo se conviene in termini di tempo. Se io guadagno 15-20 minuti mi tengo tutto così com'è, se invece guadagno un'ora e mezza sulla compressione dei video, allora conviene e allora cambio. Ok? Grazie mille a tutti, grazie Michele, grazie a Luca Cusani che si è collegato, grazie anche a Andrea che è passato a farci un saluto. Ok? Io vi saluto e vi lascio con la sigletta finale di Reni Retro. Ciao a tutti, ciao!